Per $1 bucato, anzi per €1. È l'offerta con cui Intesa Sanpaolo punta a prendersi la parte buona di BPV e Veneto Banca, scartando i crediti deteriorati che verrebbero convogliati in una bad bank, ma anche le obbligazioni subordinate, le partecipazioni e i contenziosi che potrebbero finire smembrati in uno spezzatino che rischia di andare di traverso ai risparmiatori rovinati dal crack. Non è possibile che uno con €1 voglia mettere delle condizioni e prendere quello che vuole lui. Con €1 si prende tutto? No, prende gli asset che gli fa comodo, mette i puntini. Stiamo giocando il futuro del nord-est, dell'Italia e dell'Europa. Intesa Sanpaolo al prezzo modico di un solo euro punta ad accaparrarsi la polpa dei 2 istituti di credito veneti, e tutto questo con la benedizione dei sindacati, visto che il gruppo bancario si accollerebbe anche 9.700 dipendenti, garantendo riduzioni di personale solo con i prepensionamenti ed evitando lo stillicidio dei licenziamenti. Certo, i dubbi sull'operazione non mancano. Per esempio, ci chiediamo quali delle 980 filiali verrebbero mantenute e se e quanto le popolari venete resterebbero legate al tessuto economico del nord-est. Attendiamo per i dettagli un decreto legge ad hoc per l'inizio della prossima settimana. Intanto continua la battaglia di Rete Veneta per una proroga dei termini che scadono il 7 luglio, perché quanti più risparmiatori possibile, rovinati dal crack, facciano in tempo ad accedere al fondo di solidarietà istituito dalle 2 banche. Il nostro appello è stato raccolto anche dal sindaco di Vicenza, Achille Variati, che dopo aver visto il nostro telegiornale, nel corso del Consiglio Comunale, ha annunciato di averne parlato con il presidente di BPV, Gianni Mion, a cui ha chiesto che almeno, viva Dio, sia data la possibilità a questi azionisti più disgraziati di poter adire almeno al fondo, e ho chiesto di portare, e il Presidente mi ha dato conferma, di portare in Consiglio di amministrazione della banca la settimana prossima una proroga di questa scadenza che, messa così, taglierebbe fuori la possibilità concreta. Ringrazio il sindaco Variati che ha condiviso, e ne siamo felicissimi, la nostra richiesta di proroga, e naturalmente ringrazio Rete Veneta che ci dà la possibilità di salvare delle persone.